A new children's guide invites young readers to explore Friuli Venezia Giulia region through the eyes of Pimpa, the red-spotted cartoon dog created by Francesco Tullio Altan. The book combines games, activities, and regional insights as part of a broader series introducing Italy's regions to children. Prima in conferenza stampa, oggi sono causa traffico, causa turisti, tanti turisti che vengono in Friuli Venezia Giulia, sono arrivato in questa conferenza stampa con un po' di ritardo, però insomma ho approfittato in auto per leggermi questo libricino molto molto interessante, devo dirvi bello per i bambini perché è disegnato, scritto in maniera molto semplice proprio per i bambini, ma molto bello anche per gli adulti, perché l'ho definito una sorta di bignami per chi vuol conoscere un po' il Friuli Venezia Giulia, storia, città, cultura, una cosa, insomma, il Friuli Venezia Giulia è tutto e anche i dialetti, quindi mi è piaciuto davvero. Noi stiamo puntando anche su personaggi proprio tanto amati dai bambini per far conoscere la nostra regione. Importante, quest'anno Pimpa compie 50 anni, è la beniamina dei bambini e ormai sappiamo che è la beniamina di 3, forse anche 4 generazioni, quindi tutti conoscono la Pimpa.